Eugenio Ollai, sindaco da Scrocca, entrò in consiglio regionale in su mese di Friargio con prur del 1800 votos. Este su consiglieri pro giovane del Parlamento sardo, una responsabilità di manna. Beh, sicuramente è una responsabilità di manna. Narauso che questa responsabilità posso periodo in cui seus. Poiché io vivo a distanza troppo manna tra sa gente e sa politica. Devo tornare a recuperare questa fiducia, sa de disimpegnare per tentare di costruire qualcosa di nuovo, di diverso da quello che io vivo fino a ora. Devo tornare a costiare questa gente a sa politica e sa politica però deve cambiare su modo di fare, deve accostare a sa gente e deve riuscire a interpretare questo che occorre di sa gente e dopo un lavoro deve riuscire a risolvere i problemi di sa gente che noi vedi sa politica come una cosa, una casta autoreferenziale che pensa da scetti a su problema su particolari e non pensa su generali. Fustetti esti stati votati in ufficio di presidenza del suo consiglio. Commentando prima, esti su vicepresidente pro giovane di tutta la storia dell'autonomia sarda. Espruso sa contentesa o prussa di morire con questo incarico? Beh, tutte d'uso, poi l'aspettativa è meta. Devo riuscire a dove rendi prima pure a cambiare le cose, a cambiare positivamente le cose, a dare risposte a chi si attendono. Sono ancora meta e divertenze che sono aperte in quest'isola. Teniamo ancora troppo che si integrano, troppo disoccupati, troppo giovani che sono divuti delle nostre vite, le nostre vite che soffrono vinti sempre più vecchios e vecchios che però non riescono a garantire o grasi alle nostre vite. I giovani devono tornare a vivere nel nostro luogo, devono tornare a vivere nella nostra Sardegna e devono riuscire a sfruttare questa intelligenza e questa passione che dentro per migliorare le cose in questa nostra terra. Per uno abituato a chiedere in un comune piccolo come te Scrocca, e ti cambia da entrare in un consiglio regionale? Beh, dopo una mezza volta, questa emozione che si prova quando uno vede eligio a sindaco è, secondo me, questa emozione umana. Non c'è emozione che vuoi essere comparata a queste emozioni di essere eligio sindaco. Entrai in noi, per me, ormai ingolli tutti i problemi della nostra zona, delle zone interne, delle zone che sono mezza volta trascurate, sono abbandonate da questa politica regionale e abbiamo bisogno di recuperare questa attenzione e di recuperare questa politica che viene a manna questa terra, che viene a manna questa terra nostra, però non da costruire come che è stata una ciambella, prena in forza, nei costas e bui da intro. Questa Sardegna è di 7.000 nuraghi. 7.000 nuraghi. Noi potremmo essere un museo dell'archeologia in tutto il mondo e non siamo ancora riusciti a sfruttare tutte le bellezze che teniamo, non siamo ancora riusciti a sfruttare tutti gli ambienti e tutte le foreste che teniamo, non siamo riusciti ancora a sfruttare
tutte le potenzialità che ci sono in questa terra. Ma io penso a tutti i prodotti che teniamo in Sardegna, i prodotti tipici, penso a sollo, penso a subino, penso a savezza. Cioè, noi non teniamo nulla che invidiare a tutto il resto del mondo, eppure è pure un po' assurdo importare il 75% della savezza di brocco. E questa cosa è incredibile, è questa cosa che non fa partire questa economia cosa nostra. Noi non teniamo nulla da invidiare, il prosciutto fatto con il brocco sardo, non teniamo nulla che invidiare al prosciutto dei altri luoghi. Eppure non siamo ancora riusciti a sfruttare, non siamo ancora riusciti a creare questa valorizzazione e questa tutela che diventa bisogno dei prodotti nostri. È logico che probabilmente non possiamo competere sul prezzo, ma sicuramente gli altri sono poi competere con noi in questa qualità, tenere una qualità che è decisamente superiore. E accorpare e a riuscire a fare accostiai, summari, con tutte le bellezze dell'interno e questa scommessa che deve tenere questa giunta regionale e che deve tenere il suo consiglio. Quanto da servire questa esperienza amministrativa in questa vaina nuova? Beh, questa esperienza amministrativa conta a me, questa esperienza amministrativa permette di comprendere me da cose, comprendere il funzionamento della pubblica amministrazione e comprendere realmente i problemi che ci sono in questa terra. Con questa esperienza amministrativa del comune ticco si può comprendere tutte le difficoltà che teniamo per seguire andare innanzi. Il sindaco del comune ticco deve scontato con la gente, deve scontato ci questiona ogni giorno, riesce a comprendere quando me da cosa non male, me da volta quando torna a domo via mio i problemi che teniamo esatto, me da volta non riesce manco a dormire, poi pensare questo deve questo problema, questo deve questo altro problema. E poi amministrando come UBT si comprende in me da cose di come vanno in Sardegna, si comprende che un pensionato che vive da 450 euro al mese non riesce a pagare la bolletta d'aria di 200 euro, che c'è qualcosa che non anda bene, che dobbiamo che c'è questo aumento di questa raccolta differenziata, di virtuosità dei cittadini, però a Satravarti non corrisponde alla diminuzione della bolletta, cioè che è qualcosa che non anda da cesti e non mi riesce ancora a spiegare come mai adesso 2006 a oggi è obbligo aumentare i costi della raccolta differenziata o a tonnellata del differenziale sul 2006 costa 60 euro da smaltire, oggi costa circa 160 euro. Queste cose ancora non riesce a scomprendere. Quando voi ci causo in internet, ormai con due clic si riesce a fare sul giro sul mondo e andiamo a castigare i paesi nordici e andiamo a dire che in cui sa raccolta differenziata è un vantaggio. No? Un costo ma è più come una risorsa, si riesce a produrre energia e si riesce di vincere a sfruttare il suo vantaggio del suo compost. Satradì in consiglio, su presidente della regione Francesco Vigliaru ha presentato il suo programma del suo governo. Manca qualcuna cosa in idea di Sardegna che tiene su presidente nuovo? Ma è logico che di andare a cappellaccio quando si viene insediato. Non si rende il programma si costruisce di quando si amministra. 20 metas problemi quando si amministra e si cerca di risolvere. Il presidente Vigliaru ha fatto un bello discorso, ha toccato meta spunti e ha toccato punti che fioso di meta che non si intende. Prima ha punato di questa storia del Salica, adesso ha proposto questa tariffa unica, è questa cosa innovativa, la tariffa unica di smaltimento, questa cosa innovativa in Sardegna, non si è mai questionato della tariffa unica, si è sempre pensato al suo cambio dei vertici, dei nomina, non si è mai pensato a risolvere le cose che poi incidono realmente in questa busciacca dei nostri compaesani. E poi, per me giovane, a città politica giovanili,
le politiche giovanili che viene scaresciuto de questa regione, viene una cosa che non esistia. A città su Ubiano, che deve in conca per rilanciare le politiche giovanili e per rilanciare il traballo dei giovani. A città sa cultura e istruzione. Sa cultura e istruzione non si scaresciava, che veniva da un periodo in cui i ministri di questa Repubblica Cosa Nostra hanno che con questa cultura non si pappada. Beh, io voglio rispondere pure che questa cultura non sa da papà, ma con questa cultura si vive, con questa cultura si riesce da vivere. E non si deve donare risposte. E questa cosa imbarazzante di questo abbandono scolastico delle sprusartus in Italia. E questa cosa imbarazzante che i nostri giovani, le nostre intelligenze si interpretano vuoti. E piglio la città di queste cose. E da città vince questa riduzione dei sintesi, questa riduzione dei stipendi, questa riduzione delle meta cose che in questo periodo non sono essenziali. Isso ha donato una visione della Sardegna. È naturale che ancora deve diventare in mano questa regione, amministrare è difficile, amministrare non è scetti a questionare, amministrare a donare fatti e se donano i fatti. Ha già stanziato 30 milioni di euro per l'edilizia scolastica, le scuole arruende a Rogus e se uso pensando alle lavagne digitali, che sono importanti, sì, per carità di Dio, però quando teniamo le lavagne digitali se da ruido o a rogo decontonato in pizzo dei nostri pipius, beh, anche problemi c'è. A città meda cose che si fanno scaresce, infrastrutture che hanno parlato prima per anni e anni, ma pensavo scetti su cantieri del 631. Il cantiere del 631 che è stato aperto da tanti anni è stato aperto. Ancora non è stato usato. Beh, da quando è entrato Piglio, lo assessore Maninchetta a piegare in mano questa situazione, a convocare Sanas, a convocare il prefetto. Cioè, se uso weekend in mano i problemi di questa Sardegna. Certo, anche qualcosa magari si deve essere scarescia pure, ma non è che non deve stare in conca. Io sono sicuro che poi zone interne questa giunta ha da fare in meta e ha da prestare meta attenzione. I 11 sindicus che sono diventati consiglieri regionali domandano di donare più scroba ai comuni spetticus e ti tocca da fare. Beh, ognuno dei comuni spetticus rappresenta un arrogo di identità, un arrogo di tradizione, un arrogo di storia di questa Sardegna. Ognuno dei comuni spetticus rappresenta appunto un punto di partenza per lo sviluppo di questa terra, una peculiarità che si deve ingolli e valorizzare. Ed è un'auga l'associazionismo è importante, sicuramente in meta servizi ad fare risparmiare. E ha consigliato a questa giunta di si confrontare con il comune che dentro meta cosa di consigliare, dentro meta cosa di noi e sicuramente con questo confronto si riesce di vincere a gattare soluzioni che possono andare bene a tutti e possono consentire a questa terra nostra di essere valorizzata. I comuni piccoli hanno soffrito meno in questo ultimo periodo. A zero ho consigliato di tornare a porre subito a posto il finanziamento su fondo unico, che sono stati segati in cui 28 milioni di euro che stanno venendo a mancare ai comuni. I comuni che devono garantire tutti questi servizi che poi vanno andare innanzi a Sardegna. Secondo una gicca pubblicata in mesi passati, più di 30 comuni di Sardegna rischiano di sparessere.
Totus questionano del spopolamento, ma su chi si è fatto fino a sei moi non serviva a nulla. Ma da punao prima, su che si è fatto pensare moi, sì, non serviva a nulla, ti donavo dei sindaci, perché dei consiglieri regionali. I problemi sono in metas, prima di tutto i servizi. Noi siamo soffrendo sul fatto che lo Stato è fuendesia de nostra vita. Sa regione si devia fuende de nostra vita. Teneuso bias che va in tatimi, scetti a percorrere. Teneuso medas problemas che tenta bisogno di risposte immediate. Depune che anche idea si dà scuta e zero a suo presidente sa giunta. In nostra vita non si questione di scelte di vita vitticca commenti costo, commenti spesa. Si questione si carriera questionare in agricoltura di filiera corta, si cruzza, si incarrera da questionare le valorizzazioni dei prodotti tipici, ma devo pensare escursioni de Zadale, de Strezziri, della Nosei, de Seu, devo pensare a Sollu, de Scrocca e de Giregei. Fonti cose che poi creare economia e poi creare traballo. Poi tenoso me das cose de vai. In pizza sali cavuro si può creare posti di traballo, si può con i centri di compostaggio si può creare posti di traballo, si può creare posti di traballo con l'allevamento dei sprocos. Devo fare questo esempio sempre che in questa zona nostra, nel Sarcedano Barbaggio Seula, per de guarda Isere, ci viene uno dei allevamenti surumani in tutta Europa dei brocos. A Serrao non riesce a pompiare il costo, ci sono diversi problemi che non mai riesce a interpretare, a ascoltare e a comprendere. La sfida è questa di riesce a fare bivi in zona nostra, in zona interna, e riesce a fare l'orrai appunto, tutto questo giovane, a fare bivi giovani in zona nostra, che si deve creare una vita in zona nostra, però non si può creare vita senza traballo, senza servizi e senza sicurezza in su grasi. A ponnere paris pros comunes pochi diri servizios è una cosa ben fatta o in Sardegna se riforma pensata poi le altre regioni italiane tocca cambiata? Ma noi siamo una regione autonomista, siamo a statuto speciale. Noi teniamo competenza primaria in materia di enti locali. Noi dobbiamo riuscire a sfruttare questa autonomia. Ormai che dobbiamo riuscire a fare una legge nostra, una legge sarda, che consenta ai comuni di collaborare, di associare questi servizi che fai da associare per risparmiare, di consentire però, che si scaresci però, di consentire a tutti i nostri compaesani, a tutti i nostri concittadini di garantire il servizio. Poiché è sempre più difficile garantire un servizio in due vita vittica. Soprattutto con i vias che teniamo. Non si può pensare di spostare dalla vita satra prodotto, non si può pensare che l'associazionismo consenta di risparmiare in tutto. Dopo fare tutte le valutazioni e sono sicuro che le soluzioni si agattano. Sicuramente in certi servizi l'associazionismo è indispensabile. In pizzas ad altri canco ragionamento da cada vai. Una maniera vorrei saliente e sbirras pitticas è sta fortiare sa scuola e istruzioni. Fustetti dannau gradetundu in consiglio. Pochi spicciocus sardos finanti i studios che non lassai sa scuola prima di suo tempus e ta tocca da fare.
Ma in tanti garantire questa scuola, in tanti garantire questa istruzione, questo servizio. Io assisto a troppo piani di dimensionamento scolastico che vanno abbasciati del sarto. E noi pure, torno a ripetere questo che ho prima, se uso a regione statuto speciali e noi dobbiamo garantire noi pure all'empito di questa scuola. Devo del suo parere che tocca da pompiare un grado di scuola in ogni comune. E noi, l'associazionismo ci deve essere. Assumendo un grado di scuola in ogni comune deve essere garantito. Una vita che non c'è scuola è una vita morta. E dobbiamo riuscire a combattere l'abbandono scolastico. L'abbandono scolastico questo è a livello preoccupante. Si può combattere in diversi modi. Sicuramente il primo è investire in questa scuola e nelle politiche che consentono di andare avanti in questa scuola. E poi pensare fino a questa formazione professionale. La formazione professionali non tutti vogliono diventare dottori, non tutti vogliono diventare avvocati. E abbiamo bisogno di tutte specializzazioni, di tutte le intelligenze che abbiamo nella nostra vita, nella terra nostra. E abbiamo bisogno di una scuola che sia magari più accanto ai problemi che vedi su picciocco che frequenta questa scuola stessa. E probabilmente dobbiamo riuscire a creare percorsi che consentano di coinvolgere famiglia, scuola e istituzioni e pensare a soluzioni che a collaborare tutti impari. Posso abbandono scolastico e da servire a portare su sardo in scuola? Beh, sicuramente, dopo un essere puro, questo intervento mio su sardo è una lingua che si deve acquistare e che deve tramandare. Dopo proposto a suo presidente Vigliaro di pensare di ingolli su sardo entre le scuole. Tenevo su meda gente e meda professori che ci questionano bene su sardo, sicuramente più di me. E penso che sia una risorsa da valorizzare. Apprezzo me questo intervento di Paolo Zedda in sardo in consiglio. Finalmente si ingolle diventa una lingua, la lingua nostra, la lingua vera nostra dentro le istituzioni. E apprezzo in me che questa giunta da pensare a politiche che consentono a Susardo di insegnare nelle scuole nostre. Un'altra cosa di importante è questo che serve a tutti i sardi, cioè la sanità. Beh, la sanità questo è stato un punto che ho apprezzato me da De Vigliaro, da questa relazione di De Vigliaro. Perché Vigliaro ha detto consentire alla sanità di essere indipendente dalla politica. Questa è una cosa che ho apprezzato. Partendo da questo punto penso che si può fare in meta. Dopo proposto Vince di ridurre i manager che ci fanno in sanità. Ne teniamo 10 in Sardegna, molti troppo si può. 1.600.000 persone, ne teniamo uno ogni 160.000 persone, fonte papà troppo. Magari con sui che si riesce a risparmiare, riesce a creare servizi che siano più efficienti nelle zone interne. Sul presidio ospedaliero delle zone interne sono essenziali, sono indispensabili, sono una di queste prerogative può acquistare la gente sul centro Sardegna. Devo pensare a ospitare Ise, penso a ospitare Bosa, penso a ospitare Sorgo, penso a ospitare Muravera, che fonte dei baluardi poi terra nostra, poi vita nostra. Fonti mi prende su coro quando bio e quando intendo che meda femmina
non riesce a arrivare a sospitare De Castello o poterne sapere. Depende partorire in viaggio. E questo è un problema che deve risolvere. In questo modo che risolve questo problema ha riuscito a salvaguardare sia la vita della mamma sia la vita della pipia. Ma non è un queste cose, ma ci sono in mezzo alle altre, come in gorta. Funti anticicao, penso che in modo di spruppare gli ospitali che ci sono nelle zone interne, che funti un valore che deve tornare a piegare in mano e appunto a rinforzare con politica seria della sanità. In le ultime elezioni regionali furono entrate in consiglio regionali da forze sovranistas e indipendentistas. È più importante per la Sardegna costiai a Italia o a Europa? Ma le forze sovraniste che sono entrate in suo consiglio regionale nostro sicuramente hanno dato un surplus, hanno dato un aiuto umano per governare questa terra. Deus è del suo parere che tocca accostare sia l'Italia che l'Europa. Noi siamo parte dell'Italia, sicuramente se uso de peso fai balli de bruso, l'autonomia è cosa nostra, specialità è cosa nostra. Sicuramente de peso pensai a lesi che siano appropriate per la terra nostra. Sicuramente viviamo in un mondo globalizzato e quindi s'accostarsi a Europa puro è indispensabile. Tocca da cattare questa maniera di porre Italia, Sardegna e Europa con i poteri in solo e far governare questi consigli in maniera che producano economia e sviluppo in nostre terre. Sindaco, consigliere regionali a 28 anni, una carriera politica all'estera che sa di Eugenio Ollai. Quali è il suo desiderio per il suo tempo venidore? Beh, intanto fai bene questo che devi fare, fai bene sui consiglieri regionali, poi sa da dire. Ancora è troppo acuto a pensare a cosa succede dopo. Prima tocca dimostrare e a lavorare bene in questo consiglio, poi sa da dire. De Saumu del suo consiglio regionale, qual è l'imposta che manda dai Sardus? Ma l'imposta che manda ai Sardus è che queste agendas del suo consiglio regionale per troppo tempo sono parlate serrate. E poi c'è la possibilità di desasterne apertas e che questa giunta regionale riesce a risolvere i problemi che hanno i Sardus in questo momento.